Evento di eccezionale importanza, quello celebrato nei giorni 6, 7 e 8 ottobre 2006 a Rovigo, in cui le delegazioni delle Pro Loco di tutte le regioni d'Italia si sono incontrate per il congresso nazionale UNPLI. Un esercito di persone ha invaso le piazze del capoluogo polesano e riempito i padiglioni di Rovigo Fiere, esibendo i costumi e le tradizioni caratteristiche, i prodotti tipici dei più svariati luoghi di provenienza. Uno spettacolo per i rodigini, una soddisfazione per i partecipanti che non conoscevano la terra del Delta del Po. 2 anni fa, quando ho proposto al mio assessore provinciale l'idea di poter organizzare in provincia di Rovigo il congresso nazionale delle Pro Loco, ero un attimino, come dire così, particolarmente sorpreso, perché ritenevo che questo importante evento potesse in qualche modo avere una giustificazione particolare. Essendo il nostro territorio un territorio compreso tra cielo e terra, non avevo altre occasioni per promuoverlo e poterlo presentare alla miriade dei nostri prolochiani. Questo è stato fatto, questo era quello che io volevo e in questo abbiamo avuto grandissime collaborazioni, in particolare dalla provincia di Rovigo, tutti gli enti della provincia che hanno in qualche modo contribuito, il nostro comitato regionale per l'organizzazione e tutta quanta il resto, e che devo dire grazie al nostro presidente Follador, il nostro presidente nazionale che ha voluto comunque essere con noi. È stata una scommessa organizzare questo congresso nazionale nel Delta del Po, ma alla fine è stata una scommessa vincente, nel senso che grazie anche a una splendida giornata come quella di oggi, ma anche un'organizzazione che siamo riusciti a mettere in campo nel miglior dei modi, abbiamo potuto soddisfare le 1300 persone che sono venute da tutta Italia, nonostante qualche disagio per gli spostamenti eccetera, hanno potuto apprezzare in maniera notevole le bellezze del Polesine e del Delta del Po. È stato un successo straordinario perché sono tutti i volontari delle Pro Loco che sono venuti pagando di tasca propria per poter apprezzare da un lato i lavori congressuali, ma dall'altro anche per poter apprezzare le bellezze e i prodotti tipici del Delta. L'occasione quindi di mettere in vetrina un luogo pressoché sconosciuto come quello del Delta. Certo, è stata anche questa una scelta, nel senso che potevamo scegliere anche un'altra provincia, forse più conosciuta, eccetera, più appetibile. Abbiamo voluto puntare su una provincia cosiddetta minore, che però ha rilevato tutta la sua bellezza. C'è stata la collaborazione anche di tutte le altre province venete, infatti anche venerdì sera in piazza Vittorio Emanuele a Rovigo erano presenti le Pro Loco del Veneto con tutti i prodotti tipici del Veneto, proprio per far dimostrare anche sia da un lato la volontà delle Pro Loco e il grande lavoro che fanno per la valorizzazione enogastronomica delle produzioni locali, e sia anche da un lato per dimostrare la vicinanza di tutte le Pro Loco del Veneto a Rovigo e alle Pro Loco di Rovigo. Un accenno riguardo il congresso e gli argomenti trattati. Sì, i lavori del congresso sono stati molto partecipati, a differenza anche di altre occasioni, e quindi c'è stato un forte dibattito, un forte interesse da parte di tutti i delegati. Si sono delineate la caratteristica, come era il titolo del congresso, di questo movimento delle Pro Loco che è tipicamente italiano, cioè questo movimento di valorizzazione turistica di volontariato che caratterizza, che nonostante i 1000 problemi e difficoltà cerca il rapporto con gli enti pubblici, con tutti quelli che sono gli operatori del settore, ma che mette a disposizione la forza in Italia di 6.000 Pro Loco e 650.000 volontari per il turismo del Veneto e dell'Italia. Il futuro delle Pro Loco perciò è per il turismo? Sì, il futuro delle Pro Loco è proprio nel turismo, a mio avviso. Cioè, da un lato hanno sempre svolto una funzione di socialità civica all'interno delle proprie comunità e continueranno a svolgerla, però diciamo così che l'ambito di azione deve essere proprio quello che riguarda la valorizzazione turistica, cioè l'ospitalità, l'accoglienza al turista, l'assistenza, in modo che l'animazione del territorio, in modo che la gente venga sul territorio, rimanga contenta e possa ritornare.
Ecco quindi un indirizzo preciso riguardo alla specializzazione di un movimento che, puntando alla valorizzazione del territorio e alla salvaguardia della tradizione, può senz'altro sostenere e qualificare l'offerta turistica. Ma i congressi nazionali possono servire a programmare le attività di un movimento così vasto e variegato come quello dell'UNPLI? Ma diciamo che possono servire soltanto per socializzare, per incontrarci, fare un punto tutti quanti assieme sulla situazione generale. Non credo che portino grandi frutti sotto l'aspetto organizzativo generale, perché diciamo che è molto difficile organizzare questi congressi. Poi i tempi sono sempre ristretti, si vuol parlare di tante cose, poi alla fine insomma, si riducono gli argomenti e non è che si traggano delle conclusioni né positive né negative. Ecco. È un momento di incontro e basta, secondo me. L'UNPLI è un'associazione importante a livello nazionale, sia per il numero di iscritti che per l'attività sociale che svolge. Tutto ciò può essere rilevante anche in senso politico. Ma fino a questo momento non siamo riusciti a sfondare in campo politico, a farci sentire e a far sentire il peso rilevante che noi abbiamo. Ma io credo che già i politici stiano avvertendo questo nostro peso, quindi credo che fra non molto saranno loro a cercarci e non noi andare da loro a fare delle richieste. Secondo lei l'UNPLI può insegnare qualcosa ai politici? Molto, soprattutto noi siamo dei volontari, tutto ciò che noi facciamo lo diamo così, con la passione e non abbiamo i gettoni di presenza, questa è la cosa più importante. L'UNPLI nazionale, che raccoglie oltre 6.000 pro loco, si sta impegnando in molti progetti a livello nazionale. Quali sono i principali? Io direi che forse quello che è un pochino più importante, anche se per dimensioni è meno imponente, è quello di Aperto per Ferie, perché consente la valorizzazione dei piccoli borghi che tradizionalmente sono la base del movimento delle pro loco. Poi vabbè, abbiamo i progetti sul servizio civile e sulla legge 383, sono tutti progetti interessanti ad ampio raggio che consentono a molte pro loco di avere per esempio volontari presso le proprie sedi. Ecco, Aperto per Ferie di cosa si tratta in specifico? Aperto per Ferie è un tentativo, direi riuscito, di valorizzare un borgo per ogni regione a rischio di spopolamento. Sono stati individuati da ciascun comitato regionale 20 borghi con meno di 2.000 abitanti. Noi abbiamo l'esperienza del nostro borgo di Toscana, Badia Tedalda, che è passato da 20 camere a 120 camere occupate stabilmente in paese, si sono costituite cooperative di giovani e quindi il paese veramente, come ha detto il Presidente della Pro Loco ieri durante il congresso, è rifiorito. 1.400 delegati in provincia di Rovigo, un esercito di persone in rappresentanza di oltre 600.000 soci. Com'è stata questa esperienza nella provincia di Rovigo, nel Delta del Po, poi questa mattina? Ma direi molto positiva, perché noi del Veneto avevamo una conoscenza dei siti turistici più noti, ma mancava completamente un'esperienza di una zona stupenda come quella del Delta del Po. Quindi credo che tutto sommato anche l'idea di fare un congresso dislocato sul territorio può aver portato a noi qualche piccolo sacrificio per gli spostamenti, però ci ha consentito effettivamente di conoscere una zona che altrimenti difficilmente avremmo avuto occasione di conoscere, perché come in Toscana ci sono soltanto alcune cose che sono tradizionalmente note, poi è tutta bella la Toscana, così nel Veneto Venezia è quella indubbiamente che tira di più. Il fatto di non averci portato a Venezia secondo me è positivo. Una gita in barca alle foci del Delta in una splendida giornata di sole ha concluso l'esaltante esperienza di convegnisti, un bilancio oltremodo incoraggiante.
bilancio positivo importante è che il territorio del Delta del Po, un territorio unico sicuramente per gli aspetti ambientalistici, ha dimostrato la propria, come dire, grandezza al mondo delle Pro Loco. Una promozione importante, ma soprattutto per dimostrare che gli indigeni, come lo sono io, sono le persone che in qualche modo hanno a cuore il proprio territorio, ed è con questa modalità che ritengono di fare la promozione e soprattutto promuovere il modello Pro Loco.